Riconoscere tutte le famiglie, tutte le forme di famiglie è un modo per dirsi davvero civili. Ce lo dice l'Europa, ma ce lo dicono soprattutto i cambiamenti epocali che hanno delle ricadute, le hanno avute anche sul sistema sociale e familiare. Quindi noi non siamo contro una famiglia rispetto a un'altra, ma vogliamo che tutte le famiglie abbiano pari dignità e siano disciplinate. Con questo segno vogliamo manifestare la nostra ferma contrarietà all'abominio dell'utero in affitto e schierarci contro la più bieca forma di egoismo, che è quella di togliere a un minore la figura della mamma e del papà. Noi su questi temi siamo fortemente motivati. Se dovessero passare in Parlamento il decreto Cirinnà con le varie proposte per le adozioni del figlio del coniuge dello stesso sesso, noi saremo pronti dal minuto successivo a proporre una campagna referendaria